Fabio Rosas e la sua maison, io la definisco così, in questa nona edizione di Magie d'inverno, uno spettacolo per gli occhi, un qualcosa di davvero importante. Ormai siamo 18 anni che questa è la nona edizione di Magie d'inverno, siamo felici di essere in questa location, fra le altre cose, che ci accoglie, che è meravigliosa, con le ditte che noi rappresentiamo, di cui siamo ambasciatori per la Sardegna, come Cartier, Vussy, Dodo, Pomellato. È facile fare qualcosa di bello perché presentiamo dei gioielli, degli orologi che sono certamente fra le manifatture più belle del mondo. Sì, però dietro c'è il grande lavoro della vostra famiglia, il vostro credo, quello di poter, noi ricordiamo benissimo ieri quando lei ha sottolineato il fatto che questa è una città che ha bisogno di ripartire e lo si fa solo rimboccandosi le maniche e guardando quanto di bello c'è in queste zone e in tutto quello che è il territorio limitrofo. Guardi, è vero, è così. Questa è una città di una grande potenzialità, bisogna metterci ancora più passione, impegno, dedizione. Io ho la fortuna di lavorare in un'azienda familiare con dei collaboratori splendidi e con una famiglia alle spalle che è meravigliosa e che con me condivide questo progetto. Il fatto che poi si parli in tutto il mondo di questi appuntamenti è il valore aggiunto per quella che è già la gratificazione di per sé di poter presentare tutte queste griffe. Guardi, noi investiamo tantissimo, accompagniamo, invitiamo i media, i giornalisti da tutta Europa, sono arrivati in tantissimi, ma soprattutto per presentare il nostro territorio, perché siamo radicati in questo territorio, vogliamo che si faccia conoscere le bellezze, la cultura, i valori della nostra città, del nostro territorio. Dentro questo territorio c'è anche la mia azienda, c'è Rosas 1945, c'è Casa Rosas, quindi viene scontato che di per sé pubblicizziamo anche la nostra attività.